tutta l'azienda, 240 dipendenti che si aggiungono agli oltre 60 già licenziati nell'arco degli anni. Noi siamo qua per manifestare contro un piano industriale catastrofico, perché l'azienda ora prevede 80 esuberi, ora non siamo più esseri umani ma siamo numeri. Io sono uno di quelli che lavora da 20 anni con amore e passione e dedizione all'azienda e vengo superato, io come tutto il resto dei miei colleghi, gente che c'è 30 anni, che si è fatto il mazzo per l'azienda e ora il problema dell'azienda ricade su noi lavoratori, anzi su noi numeri. Prima eravamo lavoratori quando si arrivava all'azienda per accedere ai contributi, ora siamo numeri, paghiamo gli sbagli, come diceva il sindaco, di altri li stiamo pagando noi. Come è anche vero il discorso vostro, non c'è la postura a livello amministrativo, a livello territoriale di tutelare le superette. E quindi cosa succede? Industriali scassi come il nostro vanno a prendere il prodotto già finito da altri stati, va dall'artigiano dove non ha bisogno di maestranze come siamo noi, perché noi ora siamo maestranze in eccesso, perché come diceva il sindaco, investimenti sbagliati hanno portato a essere noi in eccesso, non gli investimenti in eccesso, siamo noi ora in eccesso. Quindi cosa fa l'azienda? Punta su un tappo tecnico che loro producono, dove ha poco costo, e il tappo naturale, che non è vero che è scomparso, perché in Italia siamo maggior produttori di vini, con qualcosa dobbiamo tappare, non mettiamo le foglie a portare i vini, non mettiamo il tappo naturale. È in crisi per chi? Per determinate aziende che non hanno investito su cosa? Sul TCA. È vero, quello è un problema, ma non da adesso, da 50 anni dalle amministrazioni regionali e amministrazioni comunali. Perché quando si parla di Suga non si parla solo di industria, ma si parla di attività produttive, si parla di agricoltura e devono viaggiare di pari passo. Noi stiamo qua, domani faremo uno sciopero di 8 ore perché vogliamo i nostri diritti, vogliamo essere tutelati, perché noi da oggi a domani ci rivediamo mandati a casa senza una motivazione, senza un ammortizzatore sociale. Per questo che chiediamo l'intervento delle istituzioni, perché noi vogliamo un ammortizzatore sociale, ma non per stare 2 anni in più a casa, perché noi non vogliamo carità, noi vogliamo il lavoro. Noi il salario ce lo vogliamo sudare, come ce l'abbiamo sudato sino a 2 giorni fa. Oggi siamo in 3 perché gli altri, nonostante sono licenziati, sono al lavoro a produrre per l'azienda. Questo è il male che noi abbiamo fatto all'azienda. È il male che abbiamo fatto in 4 anni di omertà, con 3-4 mensilità indietro. Non è mai trapelato niente, né alla stampa né al di fuori, per non danneggiare l'azienda. E adesso chi sono i danneggiati? I danneggiati siamo noi, perché l'azienda ora dice non ho bisogno di quei numeri perché devo produrre un tipo di tappo contro un altro. Non è vero, quello è un nascondersi dietro un dito, perché loro vanno dagli artigiani e comprano quel tappo e poi lo rivendono, comprano dal Portogallo il tappo già finito e lo rivendono, noi non li sappiamo più. Noi mandiamo un segnale di provocazione, ci dai la cassa integrazione, ma non perché vogliamo stare 2 anni in più a casa, perché vogliamo far parte dell'azienda, vogliamo far crescere l'azienda. Allora lì il pubblico interviene sul privato, allora investiamo sulla tutela delle superette e noi ci mettiamo a disposizione, invece di metterci il camice, ci mettiamo gli scarponi, andiamo in campagna a combattere questo TCA, se è vero quello è il problema. Noi siamo soli, dietro 160 famiglie, perché in giro di 5 anni si sono persi 160 posti di lavoro, nessuno ne ha mai parlato, per non danneggiare l'azienda. Questo è un problema che danneggia tutto il territorio, tutti i comuni, non solo noi, perché se l'operaio non porta soldi a casa, l'economia è ingessata. Se si ingessa l'economia, si ingessano le amministrazioni, perché le amministrazioni non possono adempiere a tutti i problemi che agiscono sul sociale. Perché adesso, ad esempio, il comune di Tempio ai servizi sociali addossiamo i 60 licenziati e vediamo come va a finire l'amministrazione. Al comune di Agis addossiamo gli altri 10 posti di lavoro senza un reddito. Dove si va a finire? E dietro 160 famiglie c'è un dramma, ci sono drammi immensi.
Già siamo così, 4 mesi in ritardo. C'è chi ha il rischio di pignoramento di casa, però zitti, abbiamo lavorato con umiltà e oggi gli altri colleghi nostri sono al lavoro per il bene dell'azienda. Grazie, ho finito.